Sottoscritto presso i locali di Palazzo Stella a Canicattì tra il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo il patto per la sicurezza urbana denominato Canicattì Sicura. Alla sottoscrizione hanno presenziato i vertici professionali delle forze di polizia, il vicario foraneo dell'arcivescovo di Agrigento e un rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale. Il documento pattizio sancisce l'impegno della prefettura e del comune a promuovere azioni integrate volte al miglioramento della sicurezza pubblica, della sicurezza urbana nel territorio di Canicattì, il cui tessuto sociale, nonostante la presenza di rilevanti attività economiche, si è caratterizzato da alcune criticità legate sia alla forte incidenza della dispersione scolastica e del disagio giovanile, sia alla pervasiva azione della criminalità organizzata radicata nel territorio e in grado di incidere negativamente sul tessuto economico del territorio, specie con fenomeni di estorsione e di usura. L'adozione di questo strumento, che prevede un'intensa collaborazione tra lo Stato, il Comune e tra questi la società civile, favorisce il conseguimento di obiettivi e finalità che mirano a intercettare fenomeni di devianza, situazioni di disagio sociale ed aree di criticità ed accogliere le positive istanze che arrivano dal territorio, individuando quelle azioni condivise anche per incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita delle comunità. Il patto siglato mira altresì a migliorare il raccordo tra le forze di polizia, la polizia locale, al fine di implementare e migliorare i sistemi di interscambio delle informazioni e la pianificazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale. Nell'ambito del patto è prevista inoltre la costituzione di una cabina di regia coordinata da un delegato del prefetto, della quale faranno parte i rappresentanti delle forze di polizia, il comandante della polizia locale e oltre a eventuali altri referenti indicati dal prefetto e dal sindaco in funzione dei temi di volta in volta che verranno trattati.